Rimaniamo in tema perché è accaduto un qualche cosa di particolare, di terribile, io dico terribile, a Pordenone, in centro a Pordenone. Ho letto quest'oggi che le temperature visto che le temperature si stanno alzando, ritorneranno al Bronx i richiedenti asilo o presunti tali, richiamati dalle sirene locali. La situazione va deteriorandosi dunque di giorno in giorno. L'ultimo grave, io giudico grave episodio, è accaduto ieri mattina. A denunciarlo una mamma, io ho parlato personalmente con questa mamma, una mamma di una dodicenne, la quale ci ha raccontato dello shock subito dalla figlia e di quanto è accaduto in pieno centro a Pordenone alle 7:45 del mattino. La bambina stava recandosi a scuola, solitamente incontrava le amiche. Ieri mattina non ha incontrato le amiche, ha accelerato perché alle 7:55 deve essere fuori della porta della scuola, il centro storico, per entrare. Guardate cosa gli è accaduto in via Cavallotti, Pordenone, pieno centro, 7:45 del mattino. Sono le 7:30 di ieri mattina. In via Cavallotti siamo in pieno centro a Pordenone quando Dolores, nome di fantasia, 12 anni, si appresta a piedi a raggiungere la scuola media centro storico nella zona del centro studi. Doveva incontrare le sue amiche per fare la strada insieme, ma non vedendole accelera. Alle 7:55 deve infatti entrare in classe. In via Cavallotti attraversa la strada quando per problemi legati alla ristrutturazione di un'abitazione la circolazione pedonale è bloccata. Continua a camminare quando si accorge che da una via laterale vi è un giovane, colore della pelle scura, che si avvicina con passi veloci. Lei accelera, sente un vociare sempre più insistente, si gira e al primo vi si sono aggregati altri 3 o 4. A quel punto si accorge che una parte di questi la sorpassa per poi girarsi e così la piccola si trova in mezzo al gruppetto di questi giovani. Pensiamo richiedenti asilo. La piccola non ha nemmeno la forza di gridare, ma come ci ha dichiarato la mamma, arriva un angelo. Una donna che a quell'ora sta portando a spasso il suo quattro zampe, un labrador. Peccato non fosse stato un pitbull con tanta fame e rabbia. La donna si accorge di quello che sta accadendo, si avvicina e chiama a gran voce la piccola, che impaurita e sotto shock gli si avvicina, mentre il gruppo si allontana di colpo. Dolores ha paura e piange. La donna l'accompagna sino in viale Marconi, poi la scuola. Una volta entrata, la dodicenne denuncia quanto accaduto alla docente e questa pare anche alla dirigente scolastica. Lunedì, il papà della ragazzina, fuori regione per lavoro, rientrerà per sporgere regolare denuncia. Certo è che la situazione va sempre più degradandosi. Da qui la costituzione di vere e proprie ronde anonime e comunque ben preparate che controlleranno il territorio comunale sia centrale che in periferia. Questo è accaduto ieri mattina. Le persone che ovviamente parlavano non avevano un idioma locale e non avevano nemmeno, diciamo, la carnagione autoctona e non avevano nemmeno fatto le lampade, quindi tanto per essere chiari. Ma può accadere questo? Io lo chiedo a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, può accadere in una città come la nostra? No, non può accadere. No, non deve accadere, è diverso. Non deve accadere, però guardi, io ho sentito... si lasciano dormire sotto il Bronx persone che non sappiamo nemmeno chi è. No, io ho detto l'altra volta, noi le persone che sono lì, una volta che le abbiamo identificate, una volta che sappiamo chi sono, non abbiamo in Italia la possibilità di accompagnarli da qualche parte o prenderli da qualche parte, soprattutto se sono state persone, se sono persone che non hanno i requisiti, ma non me ne frega, ma se non hanno la residenza in questa città, non si può fare un foglio di via? Che dura 2 ore? No, se sono personaggi che stanno aspettando o richiedenti asilo, lei sa benissimo che non si possono allontanare.
Questo è purtroppo, cioè, non possiamo noi, io, lei o il cittadino comune cambiare le regole devono fare da un'altra parte. Abbiamo sentito prima il consigliere regionale che lamenta queste cose, giustamente, quindi anche noi abbiamo i nostri spaziano uomini. droga, scusi, come li hanno beccati a Tolmezzo, che spaziano droga a richiedenti asilo, vengono rimessi nel circolo? Vengono cacciati, ecco, vengono cacciati, se sono richiedenti asilo e commettono qualche tipologia, qualche reato, vengono presi e cacciati da il circolo, cioè i benefici, sì, queste ma che cose fine fanno? Rimangono in giro per il territorio. Vengono qua. Rimangono al territorio. Questo è purtroppo. Io però ho sentito nel suo servizio che queste persone, questa mamma, tutti sapevano, la direttrice sapeva. Io mi meraviglio come una direttrice non abbia chiamato la polizia e i carabinieri per denunciare questo episodio. Dobbiamo aspettare il padre. Non capisco, una madre ce l'avrà sta ragazza. Io ho parlato con la mamma ha detto, la bambina l'ha detto alla sua docente, alla sua maestra, professoressa. Penso che la professoressa l'abbia detta anche alla dirigente scolastica. Ma è meglio ancora, io non so se gliel'ha detto. Che avrebbe dovuto chiamare lunedì. Arriverà il papà per la denuncia. Peccato. Io ho parlato con la mamma. È giusto, direttore, lei ha fatto il giornalista. Lei ha fatto il giornalista, non poteva fare l'investigatore, neanche il poliziotto, però lo potevamo fare noi. Se avessero denunciato questo fatto i carabinieri o la polizia, a chi era più simpatico, soprattutto due persone che hanno sono capi delle persone. Esatto, insomma, voglio dire. Sono sempre quelle che circolano e fanno vedere le foto alla bambina. Ma infatti, siccome sappiamo chi sono quelli che sono stati tolti, ecco perché gli dico, ma perché aspettare lunedì, non sono venuti subito una denuncia? Perché il papà non c'era. La mamma però ce l'ha. Bisogna mettersi anche nei panni di queste famiglie, noi ragioniamo in un modo e loro in un altro, ma il direttore della scuola è italiano. Sperando che il direttore sia stato informato dalla docente. Grazie. Prego. 20 anni Ganese.